mostraci misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri, conduca alla vita. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Grazie per la tua gloria. Signore del cielo, Dio Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli, tu che togli i peccati, accogli e purifica, tu che siedi alla destra, perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria. Preghiamo che hai rivelato la pienezza della legge nei comandamenti dell'amore, dona al tuo popolo di conoscere le profondità della giustizia per entrare nel tuo regno di riconciliazione, di pace, per il Gesù Cristo, tuo Figlio, che è con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Poi come hai fiducia in Lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e dove vendi davanti agli uomini stanno la vita, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente egli. I suoi occhi sono su coloro che lo temono e conosce gli uomini. Nessuno ha comandato di essere nessuno ha il permesso di peccare. Parola di Dio. Grazie a Dio. La legge del Signore. Nella via e casa del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano serviti interamente, siano stabilite le mie vie nei tuoi decreti. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita. Osserverò la tua parola, perché io consideri le meraviglie della tua legge. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodisco. Dammi intelligenza, perché io custodisco e con tutto il cuore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, né al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito per la nostra gloria. Di questo mondo se l'avessero conosciuto, crocifisso il Signore della gloria, ma come sta scritto, che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrato nel cuore di Dio, le ha preparate per coloro che lo amano. Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con Matteo. Secoli, non crediate che io sia venuto ad abolire o i profeti, venuto ad abolire è pieno compimento. Io vi dico, finché non siano passati il cielo, non iota o un solo trattino della legge, sia. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia verrà, non entrerete nel regno. Avete inteso che fu detto ucciderai? Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello, sottoposizio. Tu presenti la tua offerta all'altare, ti ricordi che tuo fratello il tuo dono all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna ad offrire il tuo dono. Avete inteso non mettere e non io, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se fu pure detto chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico chiunque ripudia moglie, eccetto il caso di legittima l'adulterio, chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore. Ma io vi dico,
sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Del sì. Miei fratelli e sorelle, stiamo leggendo parte del discorso montagna di Gesù che abbiamo iniziato 2 domeniche fa. Non dimenticate questo grande discorso della montagna è il cuore di tutto l'insegnamento di Gesù ed è anche tutto il Vangelo di Matteo. Oggi Gesù ci propone la nuova legge, la legge dell'amore che rappresenta il compimento, la perfezione della legge antica. Per capire bene, Gesù ci dà 2 molto importanti. Non pensate che io sia venuto per leggere i profeti, non sono venuto ma per dare adempimento. La legge che Dio ha consegnato al suo popolo attraverso la mediazione di Mosè e dei profeti non va a cancelliere. Vi dico finché non sarà di cielo e non passerà un solo iota tra legge senza che tutto sia comune. Quello che Gesù aggiunge alla legge è un approfondimento della stessa legge ed è una maggiore perfezione. Il legislatore, il Padre, ha rivelato agli uomini nel tempo. Inoltre, se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nei cieli. Vale a dire che se la nostra fedeltà al Signore non sarà superiore a quella degli farisei, non raggiungeremo questa maggiore la legge e la differenza che Gesù indica tra la quella del Nuovo Testamento, l'amore per Dio e per i fratelli di cui Gesù ci vuole parlare. Paolo, scrivendo ai Romani, dirà il compimento di tutto l'amore. Detto questo, Gesù propone, come abbiamo sentito dalla lettura, 6 antitesi, di cui solo 4 sono ricordate. Sono si riferiscono incontrate. Il primo, avete inteso, che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, Gesù, chiunque sia il proprio fratello sottoposto a giudizio, prezza, lo violenta, lo offende in qualunque modo, merita la stessa condanna.
del valore intoccabile della vita umana, non uccide, non solo condanna la privazione della vita fisica, ma anche qualsiasi azione di avversione o di violenza, perché questo è il significato. Dio non sarà mai colui del prossimo e aggiunge, e questo è importante, hai offerta e ti accorgi, ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciala tutto, va a allora il tuo fratello, che è la cosa principale, e poi se vuoi completare la tua offerta. Avete inteso che fu detto non con io, ma io vi dico, Gesù, chiunque guarda una considerarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Sono Gesù esplicite, non ha bisogno per amore, per fare non solo l'adulterio in sé, ma anche il desiderio che genera l'adulterio del cuore. Fu detto: chi ripudia la propria moglie, le ripudio, ma io vi dico, così Gesù afferma l'indissolubilità del matrimonio, cose che oggi si capiscono poco, e la volontà originale del legislatore annuncia la tolleranza che era successa al tempo di Mosè, sul quale molti discutevano i maestri di Israele. E detto agli antichi: non giurerà, non giurare il falso, ma compirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto per nessun motivo, non c'è bisogno. Gesù conosce la nostra. Quando in nome di Dio, e allora ecco l'indicazione semplice: dice vivere la verità, stropito e senza inganno. Sì, se no, viene dal maligno. E da queste parole che cosa vuole da noi il Signore? Fratelli, Gesù ci consegna la nuova e perfetta dell'amore, una legge che non ridà mai, che amplifica gli spazi del nostro amore, una legge. E di tutto questo noi sentiamo essere grati tutti insieme con tutta la Chiesa.
professione di fede. Credo in un Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non la sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state una salvezza discese dal cielo, dello Spirito Santo, nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio, morì e fu sepolto. Terzo giorno è salito al cielo, siede alla destra del Padre, in nuova gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, adorato e glorificato, e a parlare. Credo la Chiesa cattolica, professo un solo dei peccati, aspettazione dei morti e la vita del mondo. A Dio Padre che custodisce nel suo amore tutti i suoi figli, eleviamo la nostra preghiera dicendo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché osservando i comandamenti di Cristo sia nel mondo testimonianza viva di fedeltà e preghiamo. Per i governanti della terra, perché ricerchino il bene e la giustizia. Per i detenuti, per trovare la loro dignità di figli di Dio e scoprire la verità e della vita. Preghiamo. Per noi, perché lo Spirito Consolatore ci renda capaci di dare consolazione a coloro che soffrono. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che necessità dei tuoi figli, ti affidiamo con fiducia la nostra preghiera per il Signore. Tenendo, Signore, dalla tua bontà di questo pane, frutto della terra, l'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Frutto della vita e del lavoro dell'uomo, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Ti accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro che oggi si. Pregate, fratelli e
sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna per il nostro Signore. Signore, i cuori, Signore nostro, è veramente cosa buona, giusta, nostro dove di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Dio onnipotente, l'Eterno. Nella tua misericordia amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in certo il peccato, la nostra condizione umana, così hai amavi nel Figlio e in Lui servo obbediente hai ricostruito l'alleanza distrutta del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli santi, facciamo insieme la tua lode. Santo, Santo il Signore, Dio del i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna al poteri. Benedetto colui viene nel Signore, Osanna, Osanna, l'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, dica questi doni, strada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, segnandosi alla passione dei suoi se e mangiare mio sacri voi. Allo stesso modo, dopo aver ceduto chiede i suoi discepoli, scrivetene tutti il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di Dio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie
di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e al sangue di Cristo, lo solo corpo di Padre della tua Chiesa, diffusa su un giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi l'amore in unione con il Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi, le persone per i nostri fratelli addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua ricordi di tutti i defunti. Mettili al volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte insieme con la Beata Maria Vergine, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i sacerdoti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre e lo Spirito Santo, ogni onore per tutti i secoli dei secoli. E la libertà che Gesù ci ha messo in cuore, preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi e non liberaci, Signore, da tutti i mali, concediamo ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nella compia la beata speranza del nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, della tua Chiesa, secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco il mondo, beati gli invitati. Il sangue di Cristo che guarda vita e te. Canto numero 94.
come Signore stare insieme e come ami tu, qui alleluia, la carità e non si adira e non dispera mai, come bello Signore stare me ed amarci ami tu, sì, alleluia. La carità e la legge, la carità si dona senza sosta, con gioia e umiltà. Come bello Signore ed amarci come ami tu, qui c'è Dio la carità e la legge, la carità e la vita, a tutto il mondo si compirà, come belli stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia. Il pane che mangiamo, il corpo di carità e sorgente e centro di unità, come bello Signore stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia. Sit sempiterna saecula.
il pane, desideriamo Semo che dona la vera vita per Cristo. A Visci febbraio, terzo venerdì del mese, tutta adorazione dalle ore 17 alle 18. È partita l'ora in Turchia, media del terremoto, il canale privilegiato, perché soprattutto operano i nostri confratelli francescani. In ogni caso, per chi lo desidera, di seguito portano i dati per l'invio di aiuti Caritas diocesana di Udine ai fondi popolazioni dalla si addira con il proprio fratello Turchia e Siria in raccolta di beni, le offerte con le aree terremotate tramite la rete delle diverse Caritas nazionali con di Udine collabora già da tempo. È possibile sospetti di Caritas italiana per questa emergenza tra una donazione alla Caritas udinese alle seguenti coordinate che trovate riportato nel documento che sarà appeso alla bacheca della Chiesa. Signore sia con voi, Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace e a tutti una buona notte. Il 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi